Il Veneto entra nella lunga lista di Google Translate, ovvero il programma che traduce le lingue da e di tutto il mondo, partendo dall'abcaso per finire con lo Zulu. E da oggi ne hanno aggiunte a 310, come il cantonese, la caratteristica lingua Nkoe, o il tamazic, altresì conosciuta come lingua berbera. E nella lista ci sono anche dei dialetti maggiormente utilizzati in Italia, ovvero il lombardo, il siciliano e appunto il nostro veneto. L'idea è di utilizzare l'intelligenza artificiale per colmare il divario comunicativo di circa 614 milioni di persone, circa l'8% del genere umano. Indubbio sentirsi da veneti orgogliosi e onorati per la scelta, che permetterà ad esempio ad un cinese di capire cosa gli mettiamo in mano quando diciamo piron, oppure ad un tedesco dove può catare quello che cerca. Ma è tra i connazionali che invece sorgono i maggiori dubbi, che ha raccolto oggi la nostra Lina Paronetto. È una buona idea? Boh, come tanti, si viveva anche prima senza. Una bella buttata, molto comica, vedremo gli sviluppi. È simpatica l'idea, però secondo me già fanno fatica con le traduzioni automatiche da una lingua all'altra, possono venire fuori delle trovate molto comiche. Se traduce il veneto come traduce alcune altre situazioni in altre lingue, non lo so, ecco, se proprio devo essere felice. Ho avuto purtroppo delle situazioni nelle quali stiamo parlando di badanti e dove veramente le traduzioni usando il Google Translate, che era l'unica possibilità, sono state un po', oddio, anche spiritose certe volte, ecco, mettiamola così. Ma ci sono delle parole che tipo culiera in italiano non lo sanno in italiano, quindi credo che Google Translator non sia in grado di farlo. Quindi. E invece no, l'intelligenza artificiale traduce puntualmente culiera o sculiero in cucchiaio. Certo c'è da perfezionarsi, ma il cervello al silicio è già predisposto per l'apprendimento e c'è anche da scommettere che tra non molto tempo non ci saranno più confusioni di traduzioni per termini come bauco e alla fine avremo un alien che parlerà meglio il veneto di qualunque gondoliere. Ma riuscirà anche a capire le sottili differenze sulla stessa parola? Quella tipica veneta non la pronunciamo, ma voi potete leggerla, così come la leggera sfumatura tra l'essere e l'andare, che siamo sicuri rimarrà esclusiva di questa terra e di questa gente.